Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono qui fuori davanti al mio angolo delle erbe aromatiche, che è un angolo che in ogni azienda agricola e soprattutto in ogni agriturismo si trova e c'è, perché sono quegli angoli che nascono così quasi, gli angoli nascono spontaneamente, dove mettiamo delle piante che si propagano, che però richiedono piccole attenzioni ma tanta luce. Infatti qui queste piante sono di fronte al nostro prato e alla mattina godono appunto del sole che spunta qui a Valgrande. E in questo angolo, un po' alla volta nel corso degli anni, noi abbiamo piantato timo, maggiorana, diverse tipologie di rosmarino. Qualcuno che ci è stato donato, qualcuno invece che arriva, pensate, dall'orto dei miei genitori. Accanto al rosmarino noi abbiamo qui anche la melissa, poi abbiamo il pepe nero e diverse tipologie di salvia, che è definita, pensate, la regina dell'orto, perché è una pianta, diciamo, un po' invadente e che tende a soffocare, o meglio con la propria crescita tende ad invadere un po' lo spazio degli altri. Tutte queste piante noi le utilizziamo per la preparazione dei nostri piatti, e una caratteristica che io nel corso degli anni ho adottato è quella di mettere e di evidenziare i nostri piatti vegetariani con un rametto di salvia, quella ad uso ornamentale, quella salvia particolare che fa un fiore rosso. Nei nostri piatti poi le erbe aromatiche vengono utilizzate in cottura o anche alla fine, come ad esempio in questo periodo che già l'orto ci dà le prime zucchine. I nostri ospiti se le vedono condite con olio, sale, limone e le foglie di timo fresco. Il rosmarino invece va a completare gli arrosti, come le carni di pollame o le carni di pollo e tutte le altre spezie che cambiano via via. Se anche voi siete curiosi di assaggiare i miei piatti, che ripeto sono guarniti e completati con le erbe aromatiche, ma soprattutto siete curiosi di vedere le mie piante di salvia ornamentale, io vi invito a venirci a trovare e lo potrete fare sempre con la modalità, quindi prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti che potete trovare tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. E vi dirò di più, se voi arrivate e vi fa piacere, io posso donarvi anche qualche rametto di salvia dal fiore rosso. Io intanto continuo alla ricerca dei profumi e degli aromi da portare in cucina e vi auguro una buona settimana. Ciao!